Allora, buonasera, sono Beatrice Parodi, imprenditore. E niente, innanzitutto volevo ringraziare il lavoro fatto dal procuratore e volevo dire che io con alcune mie aziende, con le aziende con le quali sto facendo dei lavori, ho partecipato al patto di legalità. Perché? Perché io avevo delle aziende che lavoravano per me, dei subappaltatori con certificati antimafia rilasciati dalla Camera di Commercio ma non dalla Prefettura. Solo in seguito ho saputo che poteva essere anche rilasciato il certificato antimafia, che doveva essere rilasciato il certificato antimafia dalla Prefettura, e quando c'è stato firmato il protocollo di legalità a Imperia ho recepito il protocollo di legalità, che oltretutto è anche estremamente complesso per preparare, perché vuol dire anche adeguare tutti i contratti d'appalto, inserire delle clausole particolari, le clausole con le quali anche le ditte in appalto si impegnano, cioè, chi fa l'appalto e chi lo recepisce si impegna anche a lasciare il lavoro nel caso in cui la prefettura dia un'indicazione. Quindi io questa iscrizione l'ho fatta circa nel mese di marzo più o meno, e alcune risposte sono arrivate positive, altre risposte sono ancora in attesa, ed è anche un pochino questo che volevo dire, è un pochino anche una questione di tempi che sono importanti per chi dà lavoro e anche per una celerità di noi stessi, perché infatti io una volta avevo anche chiesto al Presidente dell'Unione Industriale della Confindustria se potevano essere dati dei certificati preventivi dalla Prefettura, e invece questo non era ancora possibile, ecco, perché comunque la celerità nel nostro lavoro è importante, la celerità e anche la tranquillità di lavorare con aziende riconosciute, perché comunque oggi fare impresa è difficile e quindi almeno da una parte bisogna avere la tranquillità. E volevo anche inserirmi anche nel discorso fatto dall'ingegnere Zagarella. Oggi lavorare con le banche è estremamente difficile, e anche un motivo, la crisi in cui noi ci troviamo non è una crisi, è una crisi molto più grande della Liguria, dell'Italia, forse è una crisi mondiale, ed è una crisi anche causata forse dalla finanza internazionale prima di tutto. Le banche sono in grave situazione, in grave carenza di liquidità, ci sono anche dei problemi di prestiti interbancari, di cose che sono più grandi e più difficili da comprendere per chiunque di noi. E quindi anche questo è un problema, quindi anche i 10.000 euro sono diventati un problema per qualunque, perché comunque noi stessi, anche quando dobbiamo, io mi ritrovo a volte a lavorare con imprese con le quali non ho mai avuto problemi, essere magari che sono miei clienti, quindi mi devono pagare così, oggi hanno difficoltà a recepire il finanziamento, così come chi compra un appartamento ha difficoltà a fare il mutuo, quindi c'è un problema di liquidità che è enorme, ed è quello che sta causando anche questa crisi, ecco, è il motivo per cui a volte si entra nelle pernote. È un grande problema, indubbiamente più vengono elaborate regole comportamentali e strette le maglie, più alcune volte le procedure rallentano, me ne rendo conto. È un po' come agli aeroporti, noi sappiamo, fintanto che non c'era il problema del terrorismo ci si imbarcava tranquillamente, portare dentro la bottiglietta d'acqua minerale eccetera. Adesso per esempio vedo per me stesso che un viaggio tra Liguria e Roma, ecco, se mi imbarco all'aeroporto di Ciampino non arrivi almeno 3/4 d'ora prima e l'aereo lo perdi, perché c'è una coda per i controlli che non finisce più, e leva la cintura, e leva gli occhiali, e leva le monetine, ecco, lo stesso problema si sta presentando sotto questo profilo con i protocolli di legalità, e quindi con la necessità di elaborare tutta una procedura per consentire all'azienda di poter operare tranquillamente con dei soggetti ben individuati e al di sopra di ogni sospetto. Si tratta di migliorare queste procedure, ma secondo me sono indispensabili. Credo che nessuno di noi rinuncerebbe ai controlli in aeroporto con la consapevolezza che il risparmio del quarto d'ora di tempo e poter arrivare all'ultimo momento però può comportare il rischio di saltare in aria durante il volo, insomma. Siamo ben contenti di aver partecipato e di esserci iscritti al patto di legalità. Un passo ulteriore, magari ecco,
può essere anche uno spunto, è fare diciamo, un'analisi preventiva, ecco, che è quella che anche consente, diciamo, all'azienda di lavorare ancora con maggiore tranquillità, perché comunque la tranquillità è la base dell'imprenditoria. Certo.